Ennesimo incidente lungo la strada degli scrittori, una strada inaugurata da pochi anni e consegnata agli automobilisti con una imponente manifestazione istituzionale. Un'altra auto, questa volta infatti impattato contro la rotonda San Pietro, che segna l'inizio della statale 640 che collega finalmente Agrigento con Caltanissette ed altri capoluoghi dell'isola. Uno scontro violento avvenuto in tarda serata, l'ennesimo, quando un'Opel Astra con a bordo 3 persone si è scantata sul muretto di pietra che delimita la rotatoria. Feriti 3 favaresi che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessuno risulta essere in gravi condizioni. Da accertare ancora l'esatta dinamica dell'accaduto. Si stanno effettuando infatti i rilievi dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Per oltre 6 mesi dopo l'ultimo violentissimo incidente stradale, la rotatoria era rimasta danneggiata con il muretto parzialmente crollato e transennato. La rotonda San Pietro, da cui ha inizio la strada degli scrittori della provincia di Agrigento, era stata riparata e sistemata da poco tempo, appena 3 ore. Da diverse parti sono state sollevate polemiche per come è stata strutturata la strada ed infatti arrivando da Caltanissetta verso Agrigento Porto Empedocle la carreggiata si restringe notevolmente, causando sbandamenti alle auto che velocemente arrivano verso la direzione di Agrigento. Troppo pericoloso quel tratto di strada, nonostante sia ben illuminato ed anche la segnaletica stradale avvisa preventivamente del restringimento. Ci si augura che quanto prima l'ANAS intervenga per risistemare e riparare il tratto di strada, evitando ancora incidenti e soprattutto cercando di trovare una soluzione che risolva definitivamente il problema.